Venerdì 1 agosto, Sant'Alfonso, è il 213° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 152 alla fine. Il sole sorge alle 5:54, tramonta alle 20:39. La luna si leva alle 11:20, tramonta alle 22:50. Giunto nella nostra città il 24 luglio precedente, l'imperatore Federico Barbarossa ratifica il trattato con la Lega Lombarda. L'imperatore si impegna a non molestare quelli della Lega, né le persone né i loro averi, per un periodo di 6 anni. Essi potranno circolare e commerciare liberamente in tutto l'impero, mentre gli imperiali potranno fare altrettanto nei territori della Lega. Per Note Silenti vi aspettiamo domani alle ore 21 allo spettacolo dedicato a Giuseppe Verdi, Il volo del cigno, regia di Marco Bellussi. L'evento si terrà nel sagrato della chiesa di Cendon. L'ingresso è libero, si può arrivare anche prendendo il passo a barche. Le previsioni per domani. Variabilità, a tratti instabilità, con schiarite anche ampie, specie al mattino su costa e zone meridionali, e annuvolamenti più frequenti a partire dalle ore centrali. Precipitazioni. In pianura al mattino probabilità bassa, in seguito aumento della probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Su zone montane e pedemontane fin dal mattino saranno possibili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, fenomeni da locali a sparsi. Temperature senza variazioni di rilievo.